Dopo tanti anni finalmente la città di Agrigento avrà la sua nuova rete idrica. Ad annunciarlo stamani in una conferenza stampa sono stati il primo cittadino Firetto e l'assessore Amel. Il finanziamento previsto è di oltre 30 milioni di euro. I lavori inizieranno dal serbatoio dell'Itra per poi interessare quelli della periferia. È una svolta storica, si è concluso questo iter, già è stato trasmesso all'assessorato tutta la documentazione che è utile per l'emissione del decreto. Sembrerebbe, ma è quasi una certezza, che non ci siano intoppi di nessun tipo e in un arco di tempo che può essere anche abbastanza limitato, cioè si ritiene, almeno come stima fatta da Girgenti Acque ma anche da altre fonti, nell'arco di un mese dovrebbe arrivare finalmente il decreto firmato e si può andare avanti con i lavori, che saranno abbastanza veloci, almeno nella fase di avvio, e nell'arco di 2 o 3 mesi potrebbe già iniziarsi il rifacimento della rete idrica ad Agrigento. L'opera avrà una durata di 3 anni, sarà modulare, nel senso che man mano che si vanno realizzando i rifacimenti dei singoli comparti collegati con i serbatoi, si inizierà con quello dell'Itria, si definirà e quindi si renderà operativa già la nuova rete idrica. In questo modo si risparmieranno più del 50% dei consumi idrici nella città di Agrigento che andavano dispersi nel sottosuolo, si risparmieranno tutta una serie di problematiche che riguardano cedimenti, frane e via di seguito, che sono in gran parte causati proprio dalle perdite idriche. Basta vedere quello che è il cedimento periodico che si verifica nella zona di Porta di Ponte. L'amministrazione comunale di Agrigento ha preso l'impegno di seguire con assoluta puntualità lo svolgimento di questo iter. Da un lato cercheremo di garantire e tutelare quelli che sono gli interessi dei cittadini dal punto di vista dei disagi, che dovranno essere ridotti al minimo. Chiederemo che il rifacimento delle strade sia fatto a regola d'arte e che soprattutto si utilizzi al massimo quella che è la nuova tecnica delle trivellazioni orizzontali per non fare scavi. E quindi chiederemo che i tempi tra disallaccio e allaccio alla nuova rete idrica siano ridotti al minimo per evitare qualsiasi tipo di disagio proprio alla cittadinanza. Noi cercheremo di vigilare in maniera molto puntuale. Se non avremo un incarico specifico diretto nella guida dei lavori, incaricheremo dei nostri tecnici in ogni caso di effettuare una sorveglianza costante e di riferirci man mano sull'avanzamento delle opere.